Well, you can tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. Music loud, women walk, being kicked around since I was. Ciao a tutti ragazzi e bentornati all'interno di Shogun 2 Total War. Ci ritroviamo direttamente in una bella stagione estiva, quindi con un 5% in più alla velocità di reintegro di tutte le unità per ben 6 turni, e ovviamente ci ritroviamo nuovamente all'interno della nostra mappa conquista. Quindi analizziamo un po' la situazione. Allora, a nord il nostro obiettivo è conquistare la cittadina di Ida, e visto che i nostri cari Sendai si stanno avvicinando per soffiarci la provincia che garantirà quindi al nostro impero una grande prosperità, perché a quanto pare la capitale dell'impero di Takayama sarà molto ricca, cerchiamo quindi di trasportare queste unità dall'interno della provincia di Echu nelle anzi nelle vicinanze della cittadina di Ida, quindi per essere in vantaggio su questi cari Sendai. Allora diamo un'occhiata a quello che ritroviamo: una situazione sociale abbastanza tesa, quindi possiamo esentare la popolazione dalle tasse e far seguire quindi al nostro generale diverse unità, quindi 5 unità all'interno di queste boscaglie, per mantenere quindi l'ordine sotto controllo. Allora avanziamo direttamente verso la città e innanzitutto dobbiamo buttare giù quindi questo gigante dei Takayama. Dispone di numerose unità di cavalleria, quindi questo non dovrebbe essere un problema per le nostre unità di fucilieri. Però per prima cosa prendiamo il nostro veterano straniero, ragazzi, il nostro caro Teddy Roosevelt con i suoi baffoni alla Magnum, e andiamo direttamente, vediamo un po' se riusciamo a sfidare a duello un bel avversario. Vediamo un po', un bel generale che è abbastanza potente, quindi vediamo un po', con un 76% ce la possiamo cavare molto bene. Allora vediamo un po' il suo duello, ecco la sua scimitarra, nemico ucciso in duello, ed ecco il nostro caro Teddy Roosevelt che è riuscito a distruggere un generale, e questo sarà abbastanza per distruggere definitivamente l'esercito. Innanzitutto ci ha distrutto delle belle piantagioni questo dannato esercito dei Takayama, e andremo immediatamente a distruggerlo con il nostro caro Pinocchio. Guardate un po' il nostro caro Pinocchio quanto è abile sia nelle imboscate che nella difesa navale, sotto assedio e sul campo, un vero e proprio generale stimabile. Allora avanziamo direttamente pronti a combattere, ed ecco che l'esercito si ritira all'interno delle boscaglie. Continuiamo ad avanzare, però adesso vediamo un po' se possiamo immediatamente a far avvicinare queste unità sul frontone opposto per dirigerle immediatamente verso Ida. Benissimo, allora ci servirà quindi un altro generale per portare avanti le campagne all'interno della cittadina di Ida. Quindi prendiamo quindi queste nuove unità che abbiamo raccolto, portiamole vicino alla stazione più vicina, prendiamo un bel treno dalle ferrovie dello Stato, pronti per arrivare direttamente all'interno della cittadina. Prendiamo anche il nostro Norman Martin, che può essere utile nella nostra nuova campagna militare. Probabilmente qui a sud riusciremo a tenere la popolazione sotto controllo. Vediamo un po' se la nostra Geisha la possiamo mandare in esplorazione. Vediamo quello che ritroviamo qua vicino. Troviamo la cittadina di Setsu, un'altra bella Geisha nemica, un affaccio sul mare Seto orientale, può essere utile quindi per ampliare i nostri confini. Vediamo un po'. Troviamo anche la provincia di Kawaki, la andremo a visitare più tardi. Allora, vediamo i nostri eserciti, riuniamoli sotto un'unica bandiera, avanziamo sempre all'interno di queste boscaglie e vediamo un po' se riusciamo anche a migliorare il nostro apparato economico. Nei prossimi turni vediamo se possiamo aumentare vediamo se riusciamo ad aumentare il nostro apparato amministrativo, quindi migliorando le nostre entrate. Avanziamo il nostro turno per vedere un po' che cosa riusciremo a combinare all'interno del prossimo mese. Come potete vedere, ragazzi, ci hanno facilitato la vita i nostri cari Nagoya e sono intervenuti direttamente per sconfiggere le forze nemiche e le forze dei Takayama, e vediamo se riusciamo a partecipare alla battaglia. Ritroviamo circa 4000 uomini al cospetto di 600 uomini e risolviamo ovviamente la battaglia automaticamente. Ci ritroviamo 3 generali direttamente in combattimento contro questo esercito, quindi facciamo avvenire questa battaglia e disintegriamo quindi queste unità. Allora vediamo un po' cosa riusciamo a combinare. Guadagnare anche un po' di esperienza non sarà una cattiva idea. Andiamo. Vediamo, vittoria decisiva, perfetto, siamo riusciti a ottenere un'importante vittoria, anche se le nostre unità hanno fatto ben poco, hanno guadagnato non molta esperienza, solo qualche grado. Benissimo, avanziamo, l'esercito è stato appena distrutto. Il prossimo obiettivo sarà quello di intercettare le navi nemiche all'interno delle nostre province. Potete vedere che c'è uno scontento in crescita all'interno delle province principali, come per esempio Mikawa. Adesso recluteremo qualche fanteria di leva in più per evitare qualche problema. Anche all'interno di Musashi, ragazzi, all'interno di Musashi ritroviamo numerose unità che continuano a far fuoco al di sopra della nostra cittadina, danneggiando quindi le strutture e rendendo la popolazione inquietata. Quindi diminuiamo per adesso la pressione fiscale e facciamo dirigere immediatamente la nostra flotta
per ripulire quindi queste acque. Innanzitutto troviamo una bella, anzi due belle unità nemiche, vediamo se possiamo farle fuori direttamente con l'Ocean e altre due unità, vediamo se riusciamo a buttarle giù. Il nostro caro Teddy è anche sulle navi, perfetto, siamo riusciti anche non siamo riusciti ad assimilare niente, le abbiamo mandate sul fondo oceanico. Andiamo adesso le nostre unità all'interno di questo golfo per distruggerle immediatamente, vediamo un po' queste maledette navi provenienti dalla provincia di Satsuma. Dalla costa non possiamo bombardare. No, non possiamo bombardare dalla costa. Ecco qua la prima nave che anche sta intercettando i nostri commerci. Andiamo, perfetto, vittoria decisiva. Ci ritrovavamo in netto vantaggio. Vediamo quante navi abbiamo affondato. Due belle imbarcazioni. Ne rimane una. Benissimo, vediamo se riusciamo a entrare nella sua portata. Niente, troppo abbiamo fatto. Mettiamoci nuovamente sotto un'unica bandiera. Ok, vediamo un po'. Clan distrutto. Finalmente il clan dei Kucho Chiman è stato distrutto, almeno non pronunciamo più questo nome così assillante che è molto ma molto complicato, e finalmente è stato distrutto, e così ce lo siamo tolti un po' dalle scatole. Allora prendiamo la nostra armata proveniente dal sud e mandiamola direttamente all'interno della cittadina di Ida. Il nostro Teddy, dove lo ritroviamo? Teddy? Teddy? Dov'è Teddy? Eccolo qui. Andiamolo direttamente nella provincia nemica. Queste unità possiamo, vediamo un po', congedarle anche per recuperare qualcosa sul guadagno. Benissimo. Allora, vediamo un po', stanno creando anche qualche nuova unità pronta ad intercettare i nostri avversari, e vediamo un po' se riusciamo a conquistare direttamente la cittadina di Ida con le nostre unità. Perfetto, possiamo continuare l'assedio, ragazzi, per diversi turni, anche se il nemico si ritrova in netto vantaggio, però come potete vedere le nostre unità sono in netta superiorità. Quindi riprendiamo l'assedio per evitare che i Sendai ce lo conquistino, e attendiamo che il nostro Pinocchio arrivi direttamente nella cittadina di Ida. Allora, innanzitutto nello sviluppo del clan, nel momento in cui completeremo le difese migliorate, cercheremo di migliorare il nostro apparato civile. Vediamo un po', cercando di sbloccare il Kokutai, aumentando l'onore al nostro daimyo e alla lealtà di tutti i generali. Quindi avanziamo di turno e vediamo cosa ritroveremo all'interno della prossima stagione. Cambio studentesco, ragazzi. Avendo fatto una buona impressione sui francesi, gli uomini che abbiamo mandato all'estero a studiare hanno chiesto un supporto militare straniero. In risposta ci è stata assegnata un'unità della marina francese. Guardate un po', i nostri studiosi sono serviti a qualcosa, e quindi è arrivata direttamente dall'est una bella marina francese, una bella unità. Innanzitutto posizioniamo la nostra unità navale all'interno del nostro porto, vediamo se abbiamo i fondi per riparare. Non abbiamo ancora i fondi necessari, anzi spostiamo la nostra unità all'interno del nostro bacino più imponente, quello francese, e innanzitutto vediamo un po' se riusciamo a conquistare direttamente la cittadina di Ida, visto che ritroviamo il nostro esercito accompagnato dall'esercito dei Sendai, e probabilmente ci fornirà supporto. Come potete vedere, il periodo di attesa è stato ottimo, perché vediamo un po', anzi ci ritroviamo in ottime condizioni e possiamo conquistare definitivamente questo dannato castello. Vediamo un po'. Troviamo ben 800 uomini appartenenti al nemico, ma cadranno come mosche. Ci sono dei pochi lancieri e anche qualche piccolo fuciliere. Perfetto, un'ottima vittoria decisiva. Vediamo un po', tratto acquisito, impavido, il nostro caro daimyo ha guadagnato dell'esperienza. E ovviamente vediamo un po', ragazzi, guardate un po', questa è una miniera d'oro, guardate un po', 40.000 soldini, e dovremo davvero fronteggiare i ribelli in maniera molto ma molto accentuata. Quindi conquistandola abbiamo saccheggiato ben 40.000 tonnellate di oro. Avanziamo con il nostro caro esercito di Pinocchio, pronti a contrastare immediatamente le unità nemiche che si presenteranno a causa della rivolta. Quindi ripariamo le nostre infrastrutture in modo da ottenere quindi un po' di pace all'interno di questa provincia, e adesso abbiamo ben 27.000 soldini. Vediamo un po' come possiamo spenderli. Ripariamo le nostre agricolture di mercato all'interno delle province più arretrate, miglioriamo l'agricoltura. Vediamo un po' se possiamo migliorare anche qualcosa di più importante. Vediamo un po', la municipalità può essere utile per sbloccare un altro slot all'interno di... Sud Shinano, no, dobbiamo sviluppare le nostre cittadine nelle vicinanze del nuovo fronte da attaccare, quindi sviluppiamo una cittadina all'interno di Yamashiro. All'interno di Iga miglioriamo l'agricoltura, miglioriamo anche la sala Rishimajong per aumentare anche la felicità e ovviamente la ricchezza, e in seguito un'altra bella cittadina. All'interno delle nostre province più importanti, vediamo un po', possiamo creare una bella industria artigianale, anzi officina dell'artigiano, oppure una bella tessitura di seta. Allora, entrambi daranno infelicità per la modernizzazione, però io direi di utilizzare l'officina dell'artigiano in modo tale da utilizzare la crescita all'interno della nostra città.
Vediamo un po' se possiamo anche creare definitivamente l'accademia di artiglieria in modo tale da reclutare i cannoni Armstrong, e ci siamo sparati, ragazzi, ben 40.000 soldini all'interno delle nostre infrastrutture, però saranno fondamentali quindi per la nostra nuova campagna militare. Vediamo un po' all'interno della provincia di Itaki, troviamo un bel esercito, davvero un bel esercito che dobbiamo davvero un po', come possiamo dire, congedare per recuperare un po' di soldi per quanto riguarda il nostro bilancio. Quindi congediamo queste unità, ragazzi. Vediamo un po' se possiamo congedare anche questi lancieri con qualche altra unità di contadini. Benissimo. Lasciamo solo qualche unità di cannoni Parrot, seguita da questo generalino qui. Vediamo un po'. Quest'altra unità vediamo un po' possiamo congedarla in modo da risparmiare qualcosa sul bilancio. A Musashi tutto sta andando per il meglio, vediamo un po', perfetto. Adesso rimettiamo le nostre tasse, no, ancora dobbiamo contenerci. Perfetto, diamo un'occhiata all'interno della nostra nuova provincia a nord, la provincia di Echu. Ancora ci ritroviamo in situazione normale. A breve rientrerà il nostro Pinocchio e quindi tutto potrà essere migliorato. Innanzitutto passiamo il turno e vediamo un po' che cosa accadrà nei turni successivi. Vediamo un po' questi ribelli che cosa vorranno combinare. Ecco, ragazzi, la nostra ribellione all'interno del territorio di Ida è tecnologia di ricerca, oggetto di ricerca scoperto, ovvero le nostre torri, le nostre difese migliorate, e adesso ci stiamo incentrando sulle mitragliatrici Gatling, ovvero le torri con mitragliatrici Gatling. Però andiamo per quanto riguarda le politiche civili nel nostro Kokutai, cerchiamo di ricercarle in modo tale da aumentare la lealtà dei nostri generali. Allora, vediamo un po', ecco che si presenta un bel esercito di ribelli pronto a contrastare la nostra potenza. Innanzitutto ci hanno appena distrutto diverse infrastrutture all'interno del territorio a sinistra, il nostro frontone a occidente. All'interno della provincia di Yamashiro hanno distrutto la nostra agricoltura e la nostra cara ferrovia, e quindi il nostro Norman Martin adesso punirà questo dannato esercito dei Tottori. Davvero, ragazzi, questi maledetti piccoli eserciti che si ritrovano all'interno delle nostre province sono davvero una rottura, perché distruggono le infrastrutture e costa davvero molto quindi ricostruirle. Allora il nostro Norman è salito di livello per quanto riguarda la battaglia, può diventare un bel mastro fabbro, anzi può avere accanto un mastro fabbro più uno all'attacco corpo a corpo di tutti gli spadaccini, oppure Rikishi, più uno al morale di tutte le unità, e il Rikishi è più importante, ragazzi. Selezioniamo il nostro Norman come un aggressore e quindi un ottimo attacco per quanto riguarda l'attacco ravvicinato, al comando e anche alla precisione di tutte le guardie del corpo. Benissimo. Pronti per incastrare quindi un'altra provincia sotto il nostro impero. Intanto siamo nel 1869, ragazzi, sta per terminare la nostra campagna definitiva. Vediamo un po' quello che succede all'interno di quest'area. Abbiamo una bella una bella flotta che sta per essere riparata, però in queste acque ho notato una bella flotta appartenente al nemico, quindi una flotta contenente anche delle unità, quindi vorranno effettuare un bello sbarco probabilmente all'interno dei nostri territori. Guardate un po' delle navi che ritroviamo qui, davvero tantissime unità navali. Vediamo un po' se possiamo riparare il nostro porticciuolo che è stato appena distrutto, e dobbiamo davvero stare molto attenti all'interno di queste province, perché se per caso il nemico facesse scendere tutte le sue unità all'interno della provincia di Itaki sarebbe molto ma molto dura riuscire a respingere l'attacco. Quindi per sicurezza vediamo se possiamo reclutare qualche unità più importante in modo da riuscire a sopportare l'attacco, anche se le abbiamo congedate. Però abbiamo visto, anzi sono riuscito a vedere delle unità all'interno di queste acque, quindi è più prudente creare queste nuove unità. Benissimo, allora all'interno del prossimo gameplay vedrete una bella battaglia all'interno di quest'ambito contro i nostri ribelli. Vediamo un po', contro quindi il nostro Komai Takatora che si vuole riprendere la nostra cara cittadina. Innanzitutto, prima di fare questo, di chiudere il gameplay, ragazzi, andiamo con il... no, non possiamo fare andare avanti il nostro Teddy Roosevelt. Volevo distruggere un po' l'esercitino, volevo vedere quello che riusciva a combinare. Comunque niente, siamo riusciti a soffiare da sotto il naso la cittadina di Ida, ci siamo riempiti le casse di soldi, siamo riusciti a aumentare quindi il nostro prestigio, e ovviamente all'interno del prossimo gameplay vedrete una bella battaglia all'interno quindi di quest'ambito terrestre, e probabilmente una bella battaglia di mare contro le nuove unità all'interno di quest'ambito a est. Spero che il video vi sia piaciuto, ragazzi, mi raccomando, votate e commentate. Ciao a tutti!